Le mie iniziative sono sempre state fatte per raccogliere fondi per questo reparto. Nuovo impegno del vignettista trevigiano Beppe Fantin per il reparto di oncologia pediatrica del Cafoncello. In questo 2022 che si affaccia tra meno di 2 settimane, il progetto è un calendario con alcuni dei volti più conosciuti della Marca e del Veneto. Forte della collaborazione con il nostro settimanale Agricoltura Veneta, Fantin ha coniugato talento nella matita alla solidarietà. Ho capito che in quel reparto c'era veramente bisogno di fondi, soprattutto per le strutture. Così mese per mese scorrono interpretati dalla sua matita i volti della politica ma anche dell'imprenditoria di Marca e del Veneto. Volti di ieri e di oggi, come il passaggio di testimone tra il sindaco Mario Conte e lo storico sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini, o la presidente del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ritratta nel mese della sua elezione, quando il consorzio ha usato per la prima volta una presidenza in rosa. Un progetto che proprio dalla presidente Elvira Bortolomiol ha ricevuto i primi riscontri concreti. Abbiamo ricevuto un bel bonifico da parte del consorzio del Prosecco di Valdobbiadene, di OCG. Imprenditoria trevigiana che ha subito risposto alla proposta solidale di Beppe Fantin. Dovremmo fare tutti noi imprenditori con un piccolo segno del fatturato ogni anno, donarlo in beneficenza, specialmente per questo tipo di beneficenza. Calendari prenotabili online o sulle principali edicole della città con pagamento diretto senza mediazioni all'ULS 2. Io devo ringraziare di cuore ovviamente Beppe Fantin e Luigi Susin, perché sono protagonisti di questa bellissima iniziativa che veramente va al cuore della solidarietà.